Buongiorno e bentornati a una nuova puntata di TG Plus Focus. Oggi abbiamo preso di mira una notizia sulle prime pagine dei giornali: cittadini e medici uniti per la sanità pubblica. La mobilitazione è partita da Padova, c'è un fronte comune di dottori, infermieri, tecnici, associazioni per difendere le strutture del servizio nazionale. Servono più finanziamenti, più persone, insomma ne parliamo con Giampiero Avruscio, presidente dell'ANPO Padova, l'Associazione Nazionale Primari Ospedalieri, che ha accettato questo invito proprio di corsa. Buongiorno professor Avruscio. Buongiorno a Allora, tutti. lei è da tanti anni che si batte per questa cosa, che da una parte e anche dall'altra. La situazione come la vede? Cioè il termometro lei come lo sente? Beh, guardi, se devo vedere l'aria che si respira all'interno degli ospedali, dei colleghi, ma di tutto il personale sanitario, insomma si vive molto in maniera, c'è molto disagio. Poi questo è chiaro che tutto quanto poi dopo si riversa sui cittadini, perché poi l'elemento fondamentale al centro ci sono sempre i nostri cari, i nostri anziani, i nostri bambini, i nostri ammalati che poi risentono di tutto quello che succede sulla sanità. Noi siamo scesi in campo per difendere la sanità pubblica, perché non è vero che la sanità pubblica non si paga, perché si paga profumatamente con tutte le nostre tasse. Se lo Stato sprecasse di meno, perché da una ricerca che ha fatto la CGA di Mestre risulta che addirittura gli sprechi sono il doppio, gli sprechi dello Stato, sono il doppio dell'evasione fiscale. Quindi se da una parte e dall'altra si facesse più attenzione, si spendesse con più oculatezza, non ci sarebbero tutti questi problemi. Il Covid non ha insegnato nulla. Con il Covid cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che i problemi venivano risolti negli ospedali, non tanto Comunque, nella sanità privata. certo, ma è risaputo poi che da voi lì a Padova ci sono gli stipendi più bassi in assoluto d'Italia. È proprio così, intanto gli stipendi più bassi del Veneto, perché i fondi regionali che sono distribuiti in tutte le aziende sanitarie ci relegano all'ultima ruota del carro, nonostante tutti i risultati, perché insomma un giorno sì e l'altro pure usciamo sui giornali per le notizie positive, per i trapianti, per il cuore che è stato trapiantato dopo mezz'ora, che era fermo, Certo, e per altre, anche per altre infatti, eccellenze. certo. Però a questo punto voglio dire, se questo, come dire, la regione deve assolutamente intervenire, perché vedi, il problema non è tanto gli stipendi dei medici. Io non c'è un medico o un infermiere che sia disoccupato, perché questi trovano lavoro dappertutto, all'estero, nelle case di cura privata, a gettone, nelle cooperative. Il problema è che non è più attrattivo l'ospedale. Però quando io ho un problema serio di salute, dove vado? In ospedale. E allora se non trovo la qualità, se non trovo la continuità assistenziale, se non trovo medici che vogliono continuare a lavorare in ospedale, a prendersi i rischi, perché quando si va in sala operatoria lei capisce che c'è un rischio elevatissimo, non solo per la vita del paziente, ma anche il rischio professionale del medico, insomma, che non è che va... Ebbene, se non si rende attrattivo questo, perché poi sul piano del PNRR lei sa che tutti quei miliardi sono miliardi che sono destinati a ospedale, a strutture, a tecnologie, ma non al personale. Però è come lei sa, le persone non vengono curate dai muri o dalle tecnologie, ma ci vuole il personale. Potremmo veramente andare avanti tutto il tempo, ma alla fine andiamo sempre lì. Speriamo soprattutto che la cosa comunque venga risolta e si possa parlarne ancora in modo almeno risolutivo e positivo. Grazie comunque a Giampiero Io Avruscio, la ringrazio, ma ripeto, tutto quello che sta succedendo lo facciamo a favore dei pazienti, perché ci piange il cuore. Grazie dottor Avruscio, buona giornata, a presto. Arrivederci e grazie a voi, arrivederci. E buona salute.